Ieri a Monastir grande protagonista il calcio, quello parlato con l'importante scambio tra FIGC NND e Club e poi quello giocato alle 15 nell'accogliente campo sintetico di Monastir, dove Muravera e Nuorese sono approdate per contendersi il trofeo regionale di fronte a un pubblico di 700 tifosi. Un primo tempo tranquillo, con qualche occasione sfumata da entrambe le parti, in una partita ben gestita dalla terna arbitrale composta da Giampiero Gatta di Sassari e dai suoi assistenti Mauro Ignazio Cordeddu di Cagliari e Luca Mocci di Oristano. Nel secondo tempo si sono accesi i ritmi dopo la rete di Mattia Palma, classe 99, arrivata al secondo minuto. Ci hanno provato e riprovato i gialloblu, prima con Niedu e poi con Nurchi, che però hanno dovuto fare i conti con la bravura del portiere greco della Nuoreses Mercedes. Fischio finale e trionfo dei barbaricini. Per la prima volta nella storia hanno alzato la coppa, festeggiando insieme alla tifoseria che ha cantato per tutti i 90 minuti. Per i nuoresi ora continua la fase nazionale, dovranno incontrare una delle due laziali, Nuova Florida o Cinzia. Intanto quel che resta della finale regionale si può tradurre in una vera ed emozionante festa di sport, per sottolineare le parole di Gianni Cadoni. Tantissime emozioni quelle riservate ai tifosi delle due squadre che sono venuti qui a Monastir a contendersi questa Coppa Italia. Una buona partita vinta dalla Nuorese, ma io dico sempre che chi arriva in finale sono entrambe le squadre che vincono la partita. Ha sollevato la Coppa la Nuorese, per cui facciamo festa con la Nuorese. Sta facendo un buon lavoro. I nostri ragazzi che hanno frequentato le nostre rappresentative negli anni passati sono schierati nelle squadre maggiori del torneo d'eccellenza, questo chiaramente la dice lunga sul lavoro che è stato fatto. Io mi complimento e ringrazio innanzitutto il Comune di Monastir per averci dato ospitalità per questa finale, la società del Monastir che si è adoperata per l'organizzazione, ma ringrazio anche le società che veramente fanno tanti sacrifici e che meritano di aver disputato questa finale.